Buona serata cari telespettatori, rieccoci insieme per fare un approfondimento importante, purtroppo vitale per tutti quanti noi. Dico vitale perché ne va dei soldini nelle nostre tasche, soprattutto delle persone che hanno qualche problema, che sono più tra virgolette fragili dal punto di vista economico-sociale, degli anziani, perché no, ma anche di tante famiglie. E parliamo dell'energia elettrica, ma non solo, il caro bollette in generale. C'è una curiosità un po' così trasversale, come viene determinato questo benedetto prezzo, perché ci sono queste impennate che peraltro pesano non solo nelle tasche dei cittadini e delle famiglie, ma anche dei produttori, delle aziende, del settore del commercio e così via, e di conseguenza la filiera cosa succede? Che si ingrossa un pochettino e tutto viene ad essere più caro, anche i prodotti che vengono venduti. Ma perché il nostro paese ha costi dell'energia così esorbitanti rispetto a altri paesi europei? Ve lo spiegheremo insieme ai nostri ospiti, cercheremo di darvi delle strategie anche, come spesso voi chiedete, di utilizzo e di consumo, cercheremo di avvalerci dell'associazione di consumatori che sempre ci supporta e poi parleremo di truffe e raggiri, soprattutto a danno degli anziani, ma non soltanto. E quindi, come sempre, mai aprire la porta se non si conosce la persona, se non si è accertato chi è. Questa è una raccomandazione che vale sempre. E poi anche al telefono alcune cautele devono essere prese. Chi sono i nostri protagonisti? Ve li presento subito. Massimo Cestaro, ben ritrovato, segretario dello SPI-CGIL del Veneto. Buonasera. Grazie di essere qui e grazie appunto alla SPI-CGIL Veneto di aver sollevato questo problema per affrontarlo, bisogna parlarne sempre tanto. Grazie a Giovanna Capuzzo, presidente Federconsumatori del Veneto, anche a lei che è qui con noi, ed ecco l'associazione di consumatori. Ma abbiamo anche collegato qui con noi Andrea Lovisetto della Filctem, funzionario Filctem CGIL nazionale, chimici, tessili e quant'altro, quindi un sindacato che raduna tantissime categorie. Ben arrivato anche a lei. Buonasera a tutti. Che ci racconterà appunto l'energia, come si muove, e poi non da ultimo, ma lo mettiamo un po' in ordine di trattativa delle tematiche, abbiamo il piacere di avere qui con noi Cristian Ferretti, segretario provinciale SILP, Sindacato di Polizia CGIL Padova. Grazie. Buonasera, anche a lei. E quindi le dinamiche, i suggerimenti e i consigli hanno tantissimi casi purtroppo, molte anche denunce, tanti lo sappiamo non vanno a denunciare, lo dirà direttamente il segretario, dovete farlo, insomma, altrimenti non possono avere una casistica valida, giusto, in mano? Certo. Non ci si può muovere. Allora, segretario, perché questo tema dell'energia periodicamente torna e fa ancora tanto male? Beh, come ha detto lei prima, in generale l'aumento dei costi energetici ha un impatto sulla popolazione, ma ha un impatto anche sulle imprese. Cioè, giustamente abbiamo tante aziende energivore che diciamo, sentono il peso dell'aumento dei costi. La cosa, diciamo, rispetto alla nostra rappresentanza, il tema è diciamo, le fasce più deboli della popolazione, spesso sono anziani, che subiscono la pesantezza di questi aumenti. Pensi che da qualche tempo a questa parte è stato coniato un nuovo termine, appunto parliamo di povertà energetica, e cioè è una fascia di popolazione che ha difficoltà diciamo, a gestire il riscaldamento in casa, che ha difficoltà a cucinare perché il gas costa, che è molto attenta ai consumi elettrici perché le bollette stanno diventando sempre più pesanti. Adesso il governo, poi magari ne parleremo, ha introdotto ancora, diciamo, una serie di bonus, e anche qua, se posso dire, spero che venga il giorno in cui questo paese finisce con i bonus. Insomma, se ognuno di noi va su Google e digita bonus, viene fuori una pacca di bonus bebè, bonus energetici. Ma se quando li tolgono poi cosa succede? No, bisogna farli diventare, come si dice, parte strutturale delle retribuzioni. Ma magari togliere una tassazione, l'IVA e ma perché le altre poi imposte che ci succede, sono. adesso non è che questi bonus poi non incidono sul trattamento pensionistico, perché sono limitati nel tempo, ma succede anche che uno
mentre lavora c'ha un trattamento economico che c'ha dentro i bonus, quando va in pensione quel trattamento non ce l'ha più. Ecco, quindi diciamo... Bravo a dirlo segretario. C'è uno perché, scatto... Eccolo, c'è uno fa scatto parte dei tanti piccoli No, ma è così. Allora, particolari diciamo, che emergono. Il tema che stiamo ponendo noi, assieme alla CGIL, naturalmente, assieme a Federconsumatori, alla categoria che di queste cose si occupa, e naturalmente lo SPI per la rappresentanza che ha, tentiamo di affrontare questa questione. Abbiamo visto gli ultimi dati Istat che ci dicono che è più o meno attorno al 23% la popolazione che è a rischio povertà. Dentro questa popolazione il 23% è quasi un quarto, insomma, tanto per essere chiari. Dentro questo 23% c'è una percentuale calcolabile attorno all'11% che è già in una situazione di povertà. E di questi, diciamo, le famiglie che sono colpite, che stanno dentro, diciamo, questa sfera che abbiamo definito di povertà energetica, sono più del 7%. Quindi stiamo parlando di numeri importanti. Insomma, io chiedo proprio alla regia, per stigmatizzare e per concretizzare quanto lei ha detto, di mettere in onda le prime slide che abbiamo, perché proprio fanno comprendere, ecco, questo è un po' il tema che andiamo a trattare quest'oggi, il costo dell'energia che in Italia è molto molto caro, il 30% in più della Germania, cioè non è poca cosa, e il doppio della Spagna, per intenderci. Esatto. Dovrebbe far riflettere. Abbiamo parlato di energia elettrica, poi c'è il discorso anche del gas, che comunque questa è un'altra tematica, e poi l'altra slide successiva, che è la povertà energetica di cui lei parlava. Qua si vede chiaramente 2,2 milioni di famiglie colpite da povertà energetica. Non possono pagare le bollette? Esatto, e come si vede il 47% cioè metà. Esatto, è a rischio di povertà energetica, quindi stiamo parlando di numeri importantissimi, insomma, rispetto ai quali l'attenzione della politica dovrebbe essere massima. Insomma, ecco, ripeto, ci sono questi interventi di cui ho detto prima che sono, diciamo, un po' dei palliativi anche piuttosto marginali, e bisognerebbe affrontare la questione alla fonte, insomma, ecco, nel senso fare una politica che rivolta, ripeto, alla popolazione, perché la parte che rappresentiamo, ma lo dicevo prima, il nostro settore produttivo, che in molti casi sono aziende energivore, stanno avendo delle ripercussioni pesantissime, e c'è il rischio che tante di queste aziende si spostino in altri paesi dove l'energia costa meno. Questo sarebbe peggio. Allora, tanti si chiedono, giustamente anch'io mi chiedo, perché l'energia è così cara, come si determina il stabilimento prezzo dell'energia? Allora chiederei a lei, Andrea Luisetto, funzionario della Filctem CGIL nazionale, di spiegarci un po' questi meccanismi del prezzo, del mercato, come si muove, eccetera. Ma prima ci dica chiaramente cos'è la Filctem, facciamo anche informazione, no? Cultura, prego. Facciamo informazione. La Filctem è una delle categorie della CGIL. Nel suo perimetro di rappresentanza ha molti settori, quelli che elencava lei prima, quindi la chimica, la manifattura, il vetro, la ceramica, quindi anche aziende molto energivore, e le aziende di produzione, generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Solitamente un cittadino, quando pensa alla distribuzione di energia elettrica, pensa all'Enel come grande player, a meno che non abbia un'azienda municipalizzata in casa, in città, nella propria città, come Verona Vicenza conoscono meglio AGSM e IM, piuttosto che se arrivo a Padova è predominante ERA, e sono tutti operatori del settore dell'energia. Forse un po' meno, ma magari per pubblicità conoscono ERG, che è molto importante nel nostro paese per l'energia rinnovabile, piuttosto che Tirreno Power, piuttosto che tanti altri, insomma, che producono e vendono energia. Noi in Italia, ascoltando anche un po' l'introduzione che ha fatto prima, produciamo energia elettrica in diversi modi, è un mix di produzione, ed è anche corretto che sia così. Oggi noi produciamo circa il 61% dell'energia che consumiamo attraverso i fossili, i cosiddetti combustibili fossili, nella maggioranza il gas. Abbiamo chiuso
nel paese le centrali a carbone, le salvaguardiamo in Sardegna perché lì la produzione a gas oggi non esiste e quindi l'unico modo di produrre energia o in alternativa alla rinnovabile è quella appunto a carbone, oppure una parte la importiamo dall'estero, proprio importiamo l'energia elettrica, quindi se importiamo il gas per produrla noi, quando non arriviamo a coprire con la nostra produzione il 100% del consumo, la andiamo a prendere dai paesi che stanno intorno a noi, come la Francia, come l'Austria o la Germania. Ecco, quando importiamo energia, solitamente noi importiamo l'energia nucleare, perché la Francia, che ha le centrali nucleari importanti, che producono molta energia, quella che gli avanza, diciamo così, riusciamo a importarla noi. Di tutto Ecco, io questo le chiedo, posso, le meccanismo interrompo un però, attimo, le chiedo sì, solo una cosa perché la domanda viene spontanea. Ma allora, se l'energia o è di importazione, nucleare o quel che sia, comunque di importazione costerà un po' di più, giusto? Immagino. Oppure è da fonti fossili, quindi non è che sia un'energia straordinariamente pulita, come si dice adesso. Perché convertire tutto il nostro sistema di energia se non riusciamo ad avere fonti, tra virgolette, abbastanza naturali, che poi naturali non sono, perché poi se parliamo di pannelli fotovoltaici tutto il ciclo di produzione ci porta un po' fuori dalla natura. Per avere un consumo energetico quando questa è la situazione, secondo lei? allora, abbiamo diversi problemi, è molto complicato il sistema energetico, Immagino. perché anche le pubblicità in TV alcune volte fanno confusione. Quando io vado da un operatore, e non ne faccio il nome di nessuno per non fare pubblicità, e compro la sua energia, quindi decido di fare un contratto con quell'operatore, io non compro l'energia che lui produce, io compro l'energia che lui compra nella borsa energetica italiana o europea. Il prezzo che viene determinato dal sistema è quello legato al gas, perché indipendentemente dalla fonte di produzione, quando io acquisto l'energia, il prezzo determinato nella bolletta è legato all'andamento della borsa del gas. Questo perché, indipendentemente dalla fonte di produzione, si paga l'energia nella borsa elettrica con l'ultima fonte che entra in produzione. Cioè io ho i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche, l'energia nucleare, le centrali a gas. Queste non funzionano tutte insieme, entrano nel sistema un po' alla volta. L'ultima è la meno efficiente, cioè quella a gas, quella che produce un'energia che costa di più. Ecco, per la nostra normativa il prezzo del gas è legato a quello, al gas. Ah. Quindi a questo punto il gas caro, il gas lo importiamo anche quello da determinate realtà, certi paesi, e finché non si sistema questa questione anche di carattere internazionale noi siamo in balia degli andamenti del prezzo del gas, giusto? E a Lo catena eravamo anche dell'energia. prima, solo che prima importavamo la nostra maggior parte di gas dalla Russia, che era un gas che costava poco. La guerra ha avuto l'effetto che noi ci siamo dovuti attrezzare a importare il gas da altri paesi e inevitabilmente costa di più. Perché? Perché la Russia ha una quantità di gas enorme da vendere, quindi a un prezzo molto più basso, perché come in tutte le leggi di mercato, quando tu hai tanta materia prima da vendere, quel prezzo si abbassa perché tanto bene e il prezzo è inferiore. Quando il bene comincia a scarseggiare, il prezzo aumenta ed è per questo che noi vediamo che il prezzo aumenta d'inverno, quando noi facciamo scorta perché il gas lo utilizziamo per produrre energia ma anche per riscaldarci, e si abbassa d'estate quando il consumo è minore e quindi l'avanzo di materia prima è maggiore. La cosa che stiamo cercando di fare con questo intervento sul caro energia è di chiedere che, come in altri paesi europei, prima si citava la Spagna, per esempio, che l'ha fatto, il prezzo di vendita dell'energia sia disaccoppiato dalla fonte, cioè io compro l'energia, se questa energia viene prodotta con pannelli fotovoltaici il prezzo è legato alla produzione fotovoltaica, se è legato al gas avrà il prezzo del gas, ma abbatte in maniera importante il prezzo finale perché farà una media delle fonti di produzione energetica e non legata esclusivamente al gas indipendentemente da come io la produco. Questo Non so passaggio, se sì. sono riuscito a essere chiaro.
Ma sì, voi avete compreso, mi sembra che sia abbastanza chiaro questa cosa. No, però volevo chiedere, ma se noi ci troviamo in Europa, lei ha citato la Spagna, ma poi magari sarà anche per altri paesi, a parte la Francia che ha una grossa anche autonomia col nucleare e anche altre realtà, perché non abbiamo fatto già questo passaggio di disaccoppiamento e siamo ancora lì ad aspettare e chissà quando mai lo faremo? E intanto paghiamo. Quello dovrebbe domandarlo a chi governa il paese, non a un sindacato che sta domandando da tempo di Voi lo fare state questo chiedendo e le disaccoppiamento. risposte che Sì, avete ottenuto? sono uguali al mio silenzio. Ti ho detto, qui c'è qualcosa di Così sono preoccupante. stato abbastanza chiaro. Noi abbiamo fatto diverse iniziative, mi viene da citare per ultima quella di aver partecipato a una conferenza stampa alla Camera insieme al Partito Democratico, alla VS e al Movimento 5 Stelle che ci hanno coinvolto proprio su questo tema ed è stato a pochi giorni dall'uscita dell'ultimo decreto, l'ultimo bonus che ha fatto il governo di maggioranza all'inizio dell'anno, dando la possibilità di avere 200 euro di bonus per quelle famiglie che hanno un ISEE inferiore, se non sbaglio, ai 25.000 euro. Ecco, anche qui, come diceva prima il segretario dello SPI, fare un bonus aiuta una parte del paese, sicuramente quelli più bisognosi quando ci mettiamo una fascia. Ma se noi non facciamo degli interventi strutturali immediati che hanno un effetto immediato come quello di calcolare diversamente il costo dell'energia, ecco, non facciamo un'azione strutturale non cambierà molto perché i 200 euro fatti per il primo trimestre dell'anno nel secondo, terzo trimestre non ci sono già più e nel 2026 chissà cosa succederà, senza considerare che quello andrà per fortuna nelle tasche dei più bisognosi, ma non aiuta per esempio le aziende che per Infatti. far fronte al caro energia devono aumentare i prezzi dei beni che vendono, ma parlo da appunto la ceramica, il vetro, la metallurgia, le grandi aziende energivore, anche se fanno grandi investimenti per diventare autoproduttori, cioè di prodursi l'energia con i pannelli fotovoltaici sui tetti, quelli non sono sufficienti ad abbattere in maniera importante i costi della bolletta elettrica e di conseguenza le materie prime costano di più. Ma vale anche per i locali pubblici come i ristoranti, i bar e chiunque paghi una bolletta legata a un prezzo molto elevato. Quindi mi sembra di capire, adesso lei magari più addentro ci può anche assentire oppure no, che è una problematica di carattere politico, perché se da un lato i cittadini, le parti più fragili, le parti sociali, le aziende addirittura, i produttori e quant'altro hanno questo problema e fanno istanza perché si metta un freno a questi aumenti periodici, poi sempre in scala crescente, peraltro non si torna mai indietro, dell'energia, è una questione più istituzionale politica o di trattativa di altro genere o no? Sì, l'Italia deve fare degli interventi per cambiare il calcolo del costo dell'energia elettrica. Poi potrebbe fare delle azioni più immediate che riguardano il nostro paese, per esempio agendo su ARERA, che è un'istituzione controllata dal governo, perché alla fine lì ci mettono uomini politici, e che è per esempio quella che determina i cosiddetti oneri di sistema. Se io prendo la mia bolletta e un'altra battaglia che abbiamo fatto è perché le bollette fossero più chiare alla lettura anche di tutti i cittadini, quelli più anziani, meno anziani, chiunque apra una bolletta deve capire come viene composto il suo costo. In quella bolletta noi vediamo che circa la metà è il costo dell'energia, ma l'altra metà è composta dagli oneri di sistema, le IVA e le accise. Allora, se per cambiare il metodo di calcolo devo fare una trattativa, il governo con una controparte, per agire sugli oneri di sistema, le IVA e le accise invece non devo fare una trattativa con nessuno perché sono io governo che decido quali voci per esempio vanno negli oneri di sistema. E a nostro parere ci sono alcune voci che è corretto siano in quel sistema perché è giusto che tutta la collettività si faccia carico del buon funzionamento della rete elettrica italiana, perché ne usufruiamo alla fine tutti. Ci sono altre voci del passato che sarebbe più corretto cancellare perché non è corretto che siano a carico delle bollette dei cittadini e delle imprese.
Assolutamente, di questo parliamo da tantissimo tempo, però siamo sempre quasi a un punto morto. C'è qualcos'altro, qualche altra azione che voi pensate di intraprendere, tanto se adesso scenderà un po' il costo dell'energia, a parte che gli anziani ne avranno bisogno, perché anche le strutture, i centri servizi per anziani hanno bisogno dell'aria condizionata, se fa caldo gli anziani muoiono di caldo, hanno bisogno dell'aria condizionata, quindi non si usa il riscaldamento ma il raffrescamento, per cui i consumi sappiamo che anche d'estate adesso non scherzano, quindi calerà il costo dell'energia magari un pochettino forse quest'estate, poi tanto a settembre-ottobre ricomincia e siamo punto a capo. Avete in mente qualche cosa, qualche altra azione anche a livello unitario, non lo so, o voi come sindacato CGIL o con altri? Noi abbiamo cominciato una campagna di informazione importante perché io per primo penso che dare le informazioni corrette ai cittadini sia fondamentale perché siano consapevoli di come comportarsi e di come vivere questa transizione energetica. E quindi abbiamo cominciato l'anno scorso, sempre insieme allo SPI e alla Federconsumatori e alle nostre associazioni, sul mercato libero e il mercato tutelato e spiegare che cos'era, come si esce, cosa sono state le gare d'appalto e chi aveva diritto a rimanere nel mercato tutelato piuttosto che chi era vincolato alla forzata uscita da quel mercato andando in quello libero. L'altro consiglio che stiamo dando, non consiglio ma informazione che è più corretto, che stiamo dando è di come leggere una bolletta, perché io prima ho citato due cose, ma ce n'è una terza che sulla bolletta è indicata che è molto importante, soprattutto per chi sta nel mercato libero, e cioè il contributo al consumo, che è il margine utile dell'azienda che mi sta vendendo l'energia, indipendentemente che si aggiunge al costo dell'energia, perché se io azienda compro l'energia a 10 è ovvio che per fare utile la rivendo al cittadino o all'impresa a 12. 2 è un costo indicato in bolletta come contributo al consumo, è indicato a euro a kilowattora ed è quello che effettivamente fa una tariffa più o meno conveniente rispetto ad un altro operatore. E quindi il consiglio che posso dare a chi ci ascolta è che se dovesse essere nel mercato libero e vuole cambiare operatore, la prima cosa che deve farsi spiegare non sono gli oneri di sistema che sono uguali per tutti, non è il costo dell'energia che è uguale per tutti, ma è il contributo al consumo o al consumatore a seconda di come viene indicato, perché quello è la vera variabile che troviamo all'interno delle bollette. L'altra variabile ovviamente è il tipo di contratto, se indicizzato piuttosto che fisso, però quelli sono poi meccanismi che andrebbero approfonditi con un po' più di tempo. Le azioni che stiamo facendo è da una parte chiedere al governo, anche attraverso i partiti di opposizione, di intervenire sull'ARERA per il costo degli oneri di sistema o della revisione degli oneri di sistema. Federconsumatori può essere molto più precisa di me perché con ARERA ha un dialogo e un confronto costante e continuo. Stiamo provando a discutere anche con le associazioni delle imprese, quindi Confindustria, Esercenti, Chiaro. Utilitalia, Elettricità Futura, insomma con le diciamo controparti sindacali per fare azioni congiunte che mirino all'abbattimento dei costi perché è di interesse per tutti e continueremo a sollevare questo problema finché anche l'opinione pubblica sensibilizzi tutti i canali possibili per arrivare a un risultato che ci dia la possibilità di rendere l'energia elettrica utilizzabile da tutti perché oggi l'energia è un bene primario e come tale deve essere accessibile all'universalità degli cittadini e soprattutto far funzionare il sistema industriale. Nelle tante crisi che vediamo, e l'ultima cosa che dico, nelle tante crisi industriali che portiamo al Ministero, il denominatore comune di quelle crisi non è la mancanza di lavoro molte volte, ma sono i costi energetici troppo elevati per cui io chiudo un'azienda perché non riesco a pagare l'energia e non perché mi manchino i clienti a cui vendere i miei prodotti. Chiaro. Allora io la ringrazio tantissimo, noi siamo arrivati al primo break pubblicitario, quindi se lei può restare con noi siamo felicissimi, Andrea Lovisetto, se invece deve lasciarci perché sappiamo che è anche molto impegnato, la congediamo e la ringraziamo perché il suo intervento è stato molto esaustivo, molto chiaro e ha dato il là poi all'intervento che farà la Presidente di Federconsumatori, entreremo ancora nel merito. Quindi la ringraziamo molto, voi telespettatori restate Grazie con noi, ci addentriamo, grazie ancora, pubblicità qualche secondo.
Allora, rieccoci insieme, abbiamo spiegato, anzi ha spiegato in modo molto chiaro ed eloquente Andrea Lovisetto della Filctem CGIL nazionale come si determina il prezzo dell'energia, quali sono le variabili, cosa sta facendo il sindacato e cosa ci si auspica che possa succedere, un po' l'energia da dove viene. Adesso con lei, Presidente, cerchiamo di fare il punto della situazione più strettamente vicina ai consumatori. Voi siete bombardati letteralmente. Da che cosa? Beh, diciamo che da qualche anno a questa parte che siamo decisamente bombardati da richieste di consumatori utenti che fanno fatica a pagarsi le bollette. La povertà energetica di cui parlava il segretario. Sì, povertà energetica in senso stretto, ma anche insomma, persone che contestano anche il ricevimento di fatture inaspettate, perché magari ricevono fatture da fornitori che non pensavano fosse il loro. Quindi relativamente alla questione dei contratti non richiesti, che è una forma di truffa e raggiro ai quali molti utenti, indipendentemente dall'età, sono soggetti purtroppo, oltre a fatture con importi decisamente elevati sia per le ragioni che ha detto il funzionario della Filctem, quindi per le modalità con le quali in Italia vengono calcolati i costi energetici, sia perché effettivamente vediamo che ci sono alcune società, fondamentalmente quelle più piccole, quelle che diciamo si sono affacciate nel mercato in questi ultimi anni, che mettono in campo insomma offerte decisamente fuori da ogni logica oggettiva e al limite della speculazione, se non addirittura con tariffe speculative. Assolutamente. Ecco, visto che lei ha accennato il discorso di questi contratti che ci si trova da una parte e dall'altra e si allaccia anche alle tante telefonate, tantissime telefonate che si ricevono, diamo un po' un consiglio da associazioni consumatori, poi per carità ci servirebbe anche l'intervento della polizia, però qua è un consiglio preliminare. Cosa non dire al telefono, perché sennò si casca in questo vortice? Innanzitutto sappiamo che ormai le telefonate possono arrivare da qualsiasi numero di telefono sconosciuto e ai noi anche conosciuto. Conosciuto, questo è l'altro aspetto importante. Sì, perché purtroppo, e probabilmente dopo se ne parlerà in maniera più approfondita, c'è anche la questione del cosiddetto ormai conosciuto spoofing, per chi non conoscesse, ovvero la capacità di camuffare il numero di telefono dal quale si riceve la telefonata. Spoofing. Sì, quindi ipoteticamente sì, io penso di ricevere una telefonata o dal mio fornitore, per lo più succede per le questioni di natura bancaria o addirittura da presunte forze dell'ordine, perché talvolta usano anche, si presentano come carabinieri, polizia postale o quant'altro, e invece dall'altra parte ho ovviamente un truffatore. Ma al di là dello spoofing, che ovviamente è una forma di truffa molto sofisticata che viene anche agevolata dallo sviluppo anche dell'intelligenza artificiale, se torniamo proprio nelle truffe vere e proprie, il consiglio che diamo sempre è quello di rispondere no. No, non dire sì, cosa volete, perché viene registrato questo benedetto sì, quindi questo è importante. Al di là appunto della facilità con la quale possono carpire il nostro consenso e poi utilizzarlo per far attivare i contratti, è anche ovviamente una forma, per carità, può sembrare anche poco gradevole, poco educato, però non rispondere, non dar corda alle molte telefonate che riceviamo quotidianamente, che ovviamente sottendono all'intenzione di farci sottoscrivere un contratto. Però le persone anziane hanno piacere a volte di ricevere queste telefonate, è vero segretario? Perché sono soli. Sì, però stiamo dicendo anche ai nostri di seguire i consigli che vengono dati, perché infatti. Adesso se posso un attimo, qui siamo al paradosso, insomma, cioè nel senso che la liberalizzazione che è stata messa in campo l'anno scorso, come tutti questi processi, avrebbe dovuto portare un beneficio per i consumatori. Allora, non solo non abbiamo visto il beneficio, anzi le bollette sono esplose, ma questa, diciamo, processo di liberalizzazione per la quale il governo non ha fatto nessuna informazione ha consentito ai truffatori di ogni ordine e grado di fare di tutto e di più. Credo che ognuno di noi riceve non so quante telefonate durante la settimana che ti dicono il tuo contratto è scaduto, quindi di fare un altro, eccetera, ma adesso lo sentiremo anche meglio. Mi chiamano, che io ho quasi 70 anni, per dirmi che ho presentato un curriculum vitae, insomma, che per essere assunto da qualche parte. Bisogna stare attenti anche quello. È avanti di questo passo. Cioè, sta cosa è imbarazzante. Io penso, l'ho anche proposto
allo SPI nazionale che ci sia una denuncia al garante della concorrenza, perché in molti casi è evidente la truffa, tra l'altro praticata da numeri telefonici che appaiono inesistenti. Chiaro, quindi, e quindi insomma la cosa è, ma ne parleremo ancora meglio dopo, certo, però il tema è questo qua, insomma, cioè questo processo di liberalizzazione è stato messo in campo senza nessuna cautela. Ma le cautele non sono mai sufficienti, purtroppo. Lei prima ha accennato, Presidente, dei bonus. Spieghiamoli, perché questi interessano i nostri telespettatori, ma anche per capire, perché giustamente da quando abbiamo sollevato la questione dei diritti inespressi con lo SPI tanti ci chiedono tutto, cioè bisogna chiedere tutto, niente dato per scontato, se questi bonus vanno richiesti o se automaticamente compaiono. Abbiamo anche le slide di supporto sui vari bonus, bonus sociale, bonus 2025, ci racconti? Certamente, anzitutto la ringrazio per la domanda, perché effettivamente vediamo anche all'interno della nostra attività quotidiana come l'utente sia ancora spaesato relativamente al bonus energia. Allora, il bonus energia viene riconosciuto a seconda, insomma, della situazione in cui versa la persona. C'è sia ovviamente la caratteristica determinata dall'ISEE, quindi in automatico il bonus viene riconosciuto in bolletta qualora l'utente vada a presentare l'ISEE. Brava, vada a presentare l'ISEE, allora automaticamente, altrimenti non no. C'è nessuna domanda esplicita da fare al proprio fornitore, basta presentare l'ISEE e in automatico ovviamente il fornitore, attraverso la banca dati che si ha con gli uffici preposti, ovviamente comunica che quell'utente, ovvero quel codice fiscale, ha diritto al bonus, ovviamente in relazione alla quantità di ISEE. Qua abbiamo due soglie. Esatto, diciamo che la soglia, quella base, è quella definita da 9.530 euro per nucleo familiare, dopodiché in relazione alla numerosità di membri della famiglia il bonus viene riconosciuto in quantità diversa, quindi più numerosa è la famiglia, certo, più ovviamente è ingente la quantità di bonus che mi viene riconosciuta, e in più ovviamente si arriva fino ai 20.000 euro per i nuclei che hanno almeno 4 figli a carico. Dopodiché, come si diceva prima, è stato introdotto un ulteriore bonus una tantum per il primo trimestre di quest'anno per chi ha una soglia ISEE fino a 25.000 euro. Ovviamente i due bonus si sommano, non è uno alternativo all'altro, okay, e comunque non c'è da fare nessuna domanda, è tutto in automatico, in relazione però sempre alla richiesta di presentazione, esatto, dell'ISEE. Questo è bene da dire. Che va, scusi se la interrompo, va rinnovata ogni anno. Quindi non va presentata solo una volta, quindi io che ho determinate caratteristiche ISEE non basta che la presenti e che faccia una richiesta solo nel 2025, dovrò farlo anche per il 2026, 27, 28 e così dicendo. Perché potrebbero variare alcuni? Assolutamente sì, alcuni indicatori che incidono sull'ISEE potrebbero variare, quindi io un anno potrei aver diritto a beneficiare del bonus, l'anno dopo no, oppure aver diritto a eventuali ulteriori agevolazioni qualora fossero introdotte. Però volevo anche aggiungermi a quanto è stato detto in precedenza, non è sufficiente. Cioè, questa sembra una forma, è sempre stata venduta un po' come la panacea di tutti i mali per aiutare i soggetti più vulnerabili, che per carità piuttosto che niente è sicuramente un sollievo che si dà a queste famiglie, però insomma sappiamo tutti che stiamo versando in una situazione sempre più difficile, col caro bollette, il caro carrello, derivante anche dagli aumenti ovviamente dei costi dell'energia. Quello è un altro grosso problema. Esattamente, oltre al fatto che sicuramente il sindacato ne sa più di me, il potere d'acquisto delle famiglie è rimasto invariato nonostante tutti questi aumenti che incidono fortemente su salari e pensioni, che quindi non hanno più l'adeguata entrata per sostenere tutti i costi necessari per di fatto vivere quotidianamente. Secondo la vostra esperienza, le persone hanno consapevolezza, e qua ne parlavo anche con un gestore di energia che viene spesso anche da noi e ci diceva che ha il dubbio, e infatti tante volte dà dei consigli, di quanto spendono in energia? No. Infatti questo è un altro problema. Sì, allora, rispetto a una volta, mentre una volta era questione chiudere la luce, chiudere le lampadine, non accendere la stufa, scaldabagno, 4 cose. Adesso le fonti di energia sono tantissime e forse non c'è consapevolezza piena di quanto e quali sono i punti di prelievo, no? Assolutamente sì, dopodiché sappiamo benissimo che sicuramente modificare le abitudini di consumo energetico non risolvono totalmente il problema, ma possono in qualche modo alleviarlo. Effettivamente adesso soprattutto insomma, con la tecnologia e con la disponibilità che
chi ha la fortuna di avere nelle proprie abitazioni apparecchi, dispositivi elettronici costantemente collegati alla corrente, magari non fa presente al fatto che mettendo il classico televisore in stand-by o tenendo il computer perennemente acceso collegato alla corrente, quello è un consumo costante che ovviamente va a incidere sul costo totale della bolletta. Ma le dirò di più, non per generalizzare, ma vediamo che purtroppo molte volte c'è anche una disattenzione da parte dell'utente, che si allarma al ricevimento delle bollette che indubbiamente hanno un importo molto più alto rispetto alla media, ma magari se si fosse accorto qualche mese prima, controllando effettivamente quanto gli veniva addebitato in fattura, si sarebbe potuto accorgere che di punto in bianco è cambiata l'offerta, per esempio, attiva sul proprio contratto di fornitura di luce e gas. Cioè? È successo soprattutto negli ultimi 2 anni, ma anche adesso sta succedendo, insomma i contratti di energia elettrica e gas possono avere una durata indeterminata per quanto riguarda il rapporto contrattuale con il fornitore, ma le condizioni economiche hanno una durata prestabilita, che generalmente è di 1 anno o 24 mesi. Con la possibilità però anche del fornitore di poter cambiare unilateralmente, cioè vuol dire solo da una parte, economiche, sì. E quindi dandoti la possibilità o di restare e di accettarle o di passare, così come si può sempre fare, ad altro fornitore per trovare un'offerta più adeguata e più aderente alle proprie abitudini di consumo. Ecco, a volte è successo che essendo le società obbligate a comunicare a 3 mesi dalla scadenza dell'offerta economica quali saranno le nuove offerte e i nuovi importi condizioni che verranno applicati sia per il kilowattora o per il metro cubo, magari le persone non fanno caso alle comunicazioni che ricevono, o magari anche queste vanno nello spam se mandate via posta, però a volte anche su supporto cartaceo, se inviate, vengono acquisite ma non lette, e quindi poi di punto in bianco succede che magari quello che era un'offerta che inizialmente poteva essere vantaggiosa e quindi che agevolava l'azienda ad accaparrarsi il cliente, l'anno dopo vediamo che il costo del metro cubo, il cubo è triplicato o addirittura molto di più. Infatti questa è un'altra cosa. Allora andiamo in pubblicità, prima però vorrei che lei ci desse dalla sua autorevole posizione, e quindi senza dubbio ascoltano più lei che non magari il figlio in casa o l'estraneo, l'amico, i consigli per risparmiare. Abbiamo anche una slide, mettiamola a tutto schermo così ci si ricorda bene. Diamoli. Sì, allora come abbiamo detto prima, è fondamentale stare attenti a come utilizziamo l'energia elettrica. Innanzitutto bisogna stare attenti a come utilizziamo il riscaldamento nell'abitazione, quindi temperature eccessivamente elevate all'interno delle nostre case, oltre a far male, fanno male soprattutto al nostro portafoglio. Quindi indicativamente sappiamo che la temperatura ottimale si aggira dai 18 ai 20 gradi e non aumentarla ovviamente di più. In alcuni casi, in base al tipo di caldaia che si utilizza, è addirittura sconsigliato chiudere il riscaldamento quando si esce dall'abitazione. Perché dopo la recensione consumo. Esattamente, c'è un consumo ben più alto di gas. Dopodiché sappiamo bene, e sono ovviamente suggerimenti di buon senso, anche forse i suggerimenti che potevano dare i nostri nonni, se il riscaldamento è acceso non dobbiamo ovviamente aprire le finestre, se non ovviamente abbassando la temperatura che abbiamo all'interno della nostra abitazione. Se è possibile... Vediamo infatti la slide successiva dei consigli per risparmiare, così, ecco, prego. Se è possibile cercare di efficientare quanto più possibile la nostra abitazione, quindi evitare per esempio di avere dispersioni per quanto riguarda appunto il calore che è all'interno delle nostre abitazioni. I famosi panni sul radiatore. Chiudere, diciamo impedire al radiatore di poter emanare appieno la propria energia, quindi coprendolo con dei panni oppure con quei mobiletti che sono molto belli ma ovviamente riducono l'efficienza del riscaldamento, ovviamente non va bene, così come non va bene mettere i panni ad asciugare sul radiatore, e anche quello incide negativamente poi sul costo della bolletta e sulla temperatura che possiamo avere a casa. Grazie mille Presidente, andiamo un attimo in pubblicità, poi faremo due parole proprio sull'ARERA che ce ne accennava anche il funzionario della Filten, e poi passiamo direttamente a bomba al discorso delle truffe, che è molto importante. Abbiamo un funzionario di polizia che ci darà dei ragguagli tra poco.
Rieccoci cari telespettatori, allora volevo dare proprio in chiusura, è necessario che ci spieghi un po' la Presidente Federconsumatori il portale delle offerte dell'ARERA, perché forse illumina molti di immenso. Certo, no, allora come abbiamo detto prima il settore insomma, dell'energia abbiamo compreso che è un settore molto complesso sia anche da spiegare sia da comprendere. Diciamo che una parte anche importante per quanto riguarda i consumi rivolti alle famiglie ma anche alle imprese è la presenza di oltre 700 venditori sul mercato che in Italia a seguito della liberalizzazione si sono affacciati. Dico indicativamente 700 perché possono aumentare di giorno in giorno purtroppo e vediamo che molti soggetti, anche quelli che non hanno una capacità oggettiva di vendere energia, si affacciano sul mercato poi con ricadute negative nei confronti dei consumatori. Ma diciamo che per un consumatore, per capire quale potrebbe essere l'offerta più adeguata alle proprie abitudini di consumo, perché la scelta va fatta sempre in relazione alle abitudini di consumo, si può utilizzare un portale messo a disposizione da ARERA, proprio attivato già prima comunque del passaggio spinto al mercato libero, ma che comunque può aiutare il consumatore a orientarsi tra le diverse offerte presente nel giorno, nel momento in cui si fa la verifica e capire il mercato cosa effettivamente offre. Noi consigliamo sempre a tutti gli utenti di fare un giro, come si suol dire, di navigare all'interno del portale, facendo però bene attenzione a quelle che sono le prime offerte che appaiono sul portale. Sono sicuramente le offerte che dal punto di vista economico sembrano essere le più accattivanti, ma non sempre dietro a un'offerta che ti propone un costo al metro cubo o al kilowattora più bassa c'è oggettivamente una convenienza. Bisogna sempre fare riferimento, per lo più questo è il consiglio che ci sentiamo di dare noi, alle aziende più conosciute, quelle un po' più grosse, quelle che sicuramente possono anche trovare una soluzione all'eventuale problematica. Non cerchiamo di affidarci alle piccole aziende che oggi ci sono e domani potrebbero anche abbandonarci. Chiarissimo, grazie Presidente. Allora, subito andiamo a parlare abbiamo già accennato anzi con Federconsumatori ai possibili raggiri o situazioni ambigue. Quali affrontate quotidianamente? Allora, intanto preliminarmente andrebbe distinto la vera e propria truffa, con rilevanza penale, da il marketing aggressivo, chiamiamolo così, cioè il tentativo di vendita con modalità appunto aggressive, sia fatto di persona che telefonicamente, ma che non configura una fattispecie di reato. Sì, infatti è vero, perché non è detto che tutto ci dà fastidio, ci turba l'esistenza, però in sé per sé mia, ci così evitiamo telefonate al 113 ci propone qualcosa che può servire. Che non hanno poi riscontro e esito, perché non si configura qualcosa di rilevanza appunto penale. Quelle purtroppo sono moleste, disturbano. Ci possono provocare dei problemi, però certo, da quel punto di vista lì la soluzione più semplice che mi sento di suggerire è quella di non rispondere ai numeri che non conosciamo. Ormai siamo arrivati a questo, sì. E sul mobile dove si può fare, quindi telefono cellulare, addirittura bloccare, ricevere solo chiamate da numeri conosciuti, numeri che abbiamo in rubrica. Ovviamente preventivamente bisogna inserire i numeri dei nostri gestori, quelli reali, perché altrimenti poi se ci chiama il gestore energetico reale poi non rispondiamo, a quel punto magari la telefonata era vera. Fatto questo chiarimento preliminare tra l'operatore anche che troviamo alla porta, che ha modalità un po' così borderline, passando alle truffe vere e proprie, c'è una continua escalation, tant'è che mi sono dovuto portare un po' di appunti per avere gli esempi, perché non li ricordavo tutti, talmente sono le tipologie vediamo insieme atto. Alcune. Sì, allora partiamo dal fondo, quelle più sofisticate che si stanno riscontrando. E per fortuna al momento sono anche le più rare, perché richiedono un know-how tecnologico non indifferente, sono quelle che si riscontrano quando c'è una richiesta da parte del consumatore di cambio di utenza. Ecco che in quel frangente là in cui si sta aspettando di passare dal vecchio gestore a quello nuovo, si possono intromettere i truffatori,
spacciandosi o per il vecchio gestore, quindi facendo magari un'offerta migliorativa purché resti con noi, oppure per il nuovo gestore. Può accadere per tanti motivi che possono essere sì anche operatori stessi dei gestori che purtroppo vendono fraudolentemente i dati dei propri perché purtroppo clienti. I nostri dati sensibili possono essere finiti in mano altrui. Certo, oppure ricerche che abbiamo fatto anche noi, specie online, in cui senza neanche accorgersene, perché i disclaimer legali sulla privacy, ovviamente se uno li legge tutti ha finito il tempo a sua disposizione, non controlla più le offerte, quindi tutti quanti clicchiamo sempre accetto. Ecco che magari leggere le clausole più piccoline dove si accetta anche di ricevere offerte ulteriori oltre a quelle principali, quindi diciamo si scorriamo velocemente tutta la parte legale, ma quelle in fondo sono quelle a cui fare più attenzione in quel caso là, perché lì siamo noi stessi che autorizziamo chi che sia a chiamarci e proporci. Quindi i nostri dati possono essere finiti così senza neanche con il nostro assenso e da col nostro chissà assenso, dove. oppure in maniera fraudolenta, anche in quel caso rilevati in altra maniera, quindi come diceva prima la Presidente, anche poi ci chiamano simulando il numero del nostro gestore o addirittura, come è successo, il NUE, il 112 nucleo, il numero di emergenza, quindi si riesce anche tramite internet, insomma, senza scendere nei dettagli, a simulare numeri anche di emergenza. Poi che cos'altro? In quel caso là completo questo, nel caso in cui ci venga il dubbio che il numero che ci stia chiamando non sia effettivamente quello del nostro gestore di gas o luce, la cosa più semplice da fare è interrompere la chiamata e dire guardi, richiamo io, e richiamare il numero dell'assistenza ai clienti che tutte le aziende devono avere, richiamare quello e accertarsi che effettivamente la chiamata provenisse da loro. È molto semplice, si interrompe, al massimo richiameranno, tanto se devono venderci qualcosa richiamano sicuramente. Altre forme che succedono, soprattutto telefonicamente, ecco, campanelli d'allarme. Possono paventare problemi di rete, cioè chiamano fingendosi gli operatori nostri delle varie utenze dicendo abbiamo un problema, riscontrato un problema che non sarà facilmente risolvibile, quindi passi dall'azienda che la sta seguendo adesso, che appunto ha questi problemi di traffico, alla nostra che le garantiamo invece la costanza in realtà questo non è vero, perché comunque i problemi vengono tranquillamente risolti. Sì, a parte risolti, ma anche comunicati prontamente dal gestore reale. Non da ultimo anche con i famosi bigliettini quando interrompono la rete elettrica per dire fuori di casa, quindi avvisano sempre con giorni di anticipo. Se è un'emergenza, anche in quel caso là, l'emergenza si risolve nel giro di poco tempo e basta telefonare al proprio gestore e dire abbiamo problemi sulla distribuzione del gas o dell'energia elettrica, certo. Sì, no, se la risposta è no, è chiaro che è un tentativo di truffa. Un altro sistema è quello di far credere che il nostro gestore attuale sia in una crisi profonda che lo porterà al fallimento e ci trascinerà nel baratro con loro. Ecco, noi siamo clienti di quell'azienda, quindi se mai dovesse fallire saremo creditori, non debitori, quindi quando paventano disastri finanziari, quello è un altro campanello d'allarme. Altre forme possono essere quelle di offerte, come diceva prima anche la Presidente, che sono assolutamente fuori dal mercato, perché se ti vendo la corrente a 10 centesimi al mese, quello è un campanello d'allarme che deve squillare, perché nessuno mai potrà vendere senza rimetterci a prezzi che sono molto diversi da quelli che stiamo pagando al momento e addirittura da quelli delle varie offerte non truffaldine che ci fanno in genere. E un'altra cosa che succede è quella di proporre, cioè di paventare prezzi pazzi, cioè a causa adesso della guerra, ma di qualsiasi altra disgrazia suggerisca la fantasia dei truffatori, dire che i prezzi da qua a stasera, domani o il mese prossimo aumenteranno in maniera indiscriminata, compreso il mercato protetto, che la parola stessa invece dovrebbe suggerire che se è protetto, tutelato, come lo vogliamo chiamare, non può essere così, e quindi passa al nostro gestore che invece ti garantirà
accaparrarsi eccetera, praticamente eccetera. un altro. Facendo passi indietro sul discorso delle risposte al telefono, ecco una cosa semplice, lei ha detto giustamente, magari l'anziano solo ha anche voglia di parlare. In quel caso là purtroppo mi spiace dare una delusione, ma sarà l'eventuale truffatore a chiudere la chiamata dopo un po'. Diciamo ci siamo fatti questa conversazione di 2-3 minuti e quelli li abbiamo passati, però anche qua bisogna fare mente locale, è molto semplice in realtà, basta pensarci. Quando ci chiamano normalmente, se vogliono proporci sia che sia legale sia che sia appunto un tentativo di truffa, sono loro a dirci parlo col signor, faccio l'esempio mio, col signor Ferretti. La tentazione forte è quella di rispondere sì. Non bisogna mai rispondere così, basta trovare una formuletta, impararsela, tipo chi lo cerca. Il nostro Questo caro è importantissimo, quello che sta dicendo, è importantissimo, bisogna che stigmatizzarlo in testa, perché viene automatico dire sì. E non va detto. Il caro vecchio pronto che usiamo solo in Italia ci salva, perché anche solo rispondere sì potrebbe ingenerare la registrazione e, come si diceva, addirittura adesso con l'aiuto dell'intelligenza artificiale si può ricostruire tutto. Quella registrazione là viene addirittura ripulita e filtrata, tanto da non farla apparire come registrata dal telefono, cioè sembra una conversazione naturale venuta di persona, e diventa veramente complicato anche per noi, anche per gli operatori più esperti, riuscire a distinguerle da una voce reale, e lì si entra in un tunnel da cui difficilmente si esce indenni, perché disconoscere un contratto sottoscritto truffaldinamente, ma dimostrare che sia una truffa, diventa veramente complicato. Quindi ecco, quando chiedono il signor Ferretti, chi lo cerca? Chi lo cerca, esatto, e nel dubbio, come si diceva prima, perché? No. Appare scortese, però insomma poi se è quello vero, diciamo, sarà cura dell'operatore richiamarci e rassicurare, però nel dubbio negare. Certo. Presidente, è venuto in mente, vedendo prima delle immagini, che capita a diversi cittadini di trovarsi degli importi molto elevati in bolletta, nelle varie bollette, e a quel punto immagino che vengano anche da voi. Sì, si può fare qualcosa? Beh, innanzitutto noi facciamo una verifica su quanto viene fatturato, perché talvolta gli importi elevati sono frutto di consumi stimati e non effettivamente quelli reali, perché sappiamo bene che nonostante ci siano i contatori che hanno la telelettura, non sempre sono funzionanti o non in tutti i territori ci sono, quindi bisogna sempre fare attenzione alla corrispondenza di quanto ci viene fatturato come consumo, sia in kilowatt che in metri cubi, sia come elettricità che con gas, rispetto a quanto segna il nostro contatore. Quindi una prima verifica la facciamo su quella, poi verifichiamo qual è l'offerta economica che viene ovviamente applicata, quindi quanto va a pagare per ogni singola unità di elettricità piuttosto che gas che il singolo va a consumare. Dopodiché, laddove risulta tutto corretto e anche dal punto di vista contrattuale non ci sono criticità particolari, si va a chiedere una rateizzazione. Certo, quindi è importante in questi casi qua rivolgersi all'associazione consumatori. Ci sono altre truffe, raggiri che vi preoccupano? Accidenti, nel senso che oltre a quelle che venivano dette adesso, ma ci sono i numeri che arrivano dalla Spagna o dall'Inghilterra, quindi hanno un prefisso che non è quello il più 39, diciamo, dell'Italia, e molto spesso sono sistemi che si appropriano dei contenuti del nostro cellulare. Siccome qualche volta ci mettiamo dentro anche i codici della banca, eccetera, eccetera, cosa che andrebbe messa da un'altra parte, però il consiglio appunto non rispondere, a meno che uno non abbia un fratello in Spagna, perché magari però se sa chi è, ma se arrivano numeri strani non rispondere, e soprattutto se arrivano numeri che non conosciamo non richiamare, perché lì intervengono, diciamo, purtroppo cose anche piuttosto complicate, e diffidare da quelli che ti dicono domani mattina chiudiamo tutte quante le forniture, acqua, gas, andrai sulla strada eccetera, quindi vieni da noi perché ti offriamo una roba, anche questo qua è falso. Infatti succede. Federconsumatori non credo faccia il porta a porta, quindi quando qualcuno si presenta dicendo sono dell'associazione tal dei tali dei consumatori, perché succede anche questo, tendenzialmente non è vero. Sicuramente per Federconsumatori, ma immagino anche per le altre associazioni sia così. Il consiglio che abbiamo dato, insomma, ai nostri pensionati è inizialmente dire chi le ha dato il mio numero di telefono, chiedere questo, e normalmente quell'altro mette giù, e chiedere
chiedere che mandino il cartaceo oppure una mail con le proposte del contratto, che anche questo è un elemento per cui quell'altro mette giù il telefono. Però volevo aggiungere solamente una cosa, per dire che sto tema dell'energia è pesantissimo per le fasce più deboli, è pesantissimo per il nostro sistema produttivo. Sentivamo prima, insomma, tutte le aziende energivore vanno in crisi per questa ce l'ha spiegato ragione. bene il funzionario della E qua CGIL. bisogna che ci capiamo anche sulle prospettive di questo paese, perché non mi si può dire che io devo avere la casa green e quindi ridurre tutte le emissioni di CO2, sapendo che la casa green, quella diciamo nella fascia più alta, è quella che ha il condizionatore che funziona con l'elettricità, il riscaldamento a pompa di calore che funziona con l'elettricità, La macchina elettrica che si ricarica. la macchina elettrica che si ricarica con l'elettricità, il forno a induzione che funziona con l'elettricità. Cioè, allora, se tu mi chiedi che io cittadino debba avere una casa che abbia queste caratteristiche, non mi puoi caricare in bolletta costi energetici che sono, Assolutamente. diciamo, totalmente in quel caso totalmente Chiaro. insostenibili, insomma. Chiaro. Allora, noi avremo tante cose ancora da dire, perché effettivamente tante anche me ne vengono in mente, non da ultimo, lo faccio soltanto per ripetere a lei, non fare entrare in casa nessuno, vero? Quello è la regola base, mai le caramelle dagli sconosciuti E quindi mai aprire la porta a chi o non lasciare la propria conosciamo. bolletta in mano a un estraneo, che da là nasce tanto. Certo, e il codice di utenza, le cose che vanno chiedendo, insomma, sono dati sensibili, pertanto non vanno forniti a nessuno. Questi e tanti altri suggerimenti. Allora, avete capito, sono tante le questioni, se avete dei dubbi, delle perplessità, rivolgetevi a Federconsumatori, c'è su tutto il territorio, vi seguono, vi danno un consiglio, analizzano le questioni di bolletta e non soltanto quelle, perché c'è tanto altro ancora di cui si occupa, l'associazione dei consumatori vi dà una mano. Il sindacato SPCGIL comunque vi può dare un supporto a tutto campo, anche per le questioni, mandandovi al CAF per il famoso SPID, per il famoso l'ISEE, esatto, che deve essere fatto per tempo, ma tutto quello che serve, e poi naturalmente gli altri organi che ci sono della CGIL, e poi naturalmente io dico sempre fare denuncia. Sempre. Alle forze dell'ordine, sempre, quando succede un fatto andate a fare denuncia, perché voi potete avvalervi di attività anche di prevenzione se avete un numero di segnalazioni, giusto? Se non si ha contezza del fenomeno è difficile intervenire, se invece si ha una consistenza numerica si accende il campanello d'allarme anche a livello centrale di ministero e pertanto viene, come si suol dire, attenzionato il problema. Se non altro segnalarlo, Se non senza altro, vergognarsi. certo. No, Niente da vergogna, niente da dimentichiamolo. vergognarsi, assolutamente, meglio essere più prudenti. E allora dobbiamo chiudere questo capitolo, ringraziamo lo SPCGIL di averci consentito di avere a disposizione degli esperti, e quindi grazie alla Presidente Giovanna Capuzzo di Federconsumatori del Veneto, naturalmente Massimo Cestaro, segretario SPCGIL del Veneto, che ci supporta sempre nelle nostre avventure nei vari meandri. Andate a controllare la pensione, e Cristian Ferretti, segretario provinciale SILP CGIL Padova. Con noi in collegamento prima c'era Andrea Lovisetto della FILCTEM CGIL Nazionale, che ben ci ha spiegato i meccanismi della determinazione del prezzo dell'energia. Grazie a voi, buona serata, a presto. Grazie.